Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Si muore dal caldo anche qui nella nostra meravigliosa regione, pieno di gente al mare, acqua devo dire pulita, soprattutto nelle nostre riviere, beati coloro che sono in spiaggia. Oggi siamo intorno ai 32 gradi. Bel tempo che naturalmente durerà anche per il prossimo fine settimana per i nostri graditissimi ospiti. Ma passiamo subito, a proposito di ospiti, al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo in comune a Genova, Paola Bordilli. Ciao Paola. Ciao, buongiorno a tutti, buon giovedì. Allora, sei in spiaggia o sei a Palazzo Tursi? No, guarda, sono in campagna. In campagna, lavoro un po' di dalla fresco. campagna, c'è un po' più di fresco sicuramente, come insomma tanti genovesi ho a casa in campagna, nel suo vicino Piemonte, e quindi sono qui oggi. Non so se sentite anche il rumore un po' di sottofondo, perché qua si sentono tanti animali come sottofondo, e quindi tra galline eccetera, quindi bene così, mi rilasso. Allora, partiamo subito da dei fatti di cronaca che sono successi nei giorni scorsi. Allora, innanzitutto ci sono state queste spedizioni punitive, presunte perlomeno, a San Fruttuoso e a Quinto contro i minori stranieri che delinquono, dei gruppi di persone incappucciate, armati spranchi e bastoni, diciamo così, hanno attaccato questi minori stranieri. Devo dire che la popolazione aveva già segnalato nei mesi scorsi, negli ultimi mesi, quando è un po' aumentata questa insicurezza a Genova, aveva segnalato gli episodi, diciamo, di criminalità nei due quartieri. Addirittura il presidente del municipio Levante, che è anche consigliere regionale, Pietro Bogliolo, aveva chiesto dei presidi per la sicurezza da parte della polizia locale soprattutto, ma anche delle forze dell'ordine, e però non aveva ricevuto risposte dalla giunta Salis. Poi c'è stato un altro episodio di cronaca alla Spezia, pensate, un 38enne del Mali che aveva dato fuoco a un gatto nel parco pubblico, nei giardini pubblici di Sarzana, e per poi mangiarselo, un fatto che aveva suscitato orrore e shock da parte dell'opinione pubblica. Adesso è stato arrestato per stalking, per molestia e affondo sessuale ai danni di alcune commesse di un negozio della cittadina dell'estremo Levante ligure. E poi ancora ieri c'è stato un altro gravissimo episodio che sta diventando virale sui social network, nella spiaggia pubblica di Genova Pegli, proprio dove abita la nostra Paola Bordilli. Un africano si è abbassato in pantaloncini e ha cominciato a masturbarsi davanti alle bimbe, alle famiglie in spiaggia. Ecco, io partirei proprio da questo gravissimo episodio di atti sessuali in pubblico, e per capire da Paola un po' cosa è successo. Sì, allora guardate, devo dire che purtroppo nella nostra città da oramai un anno sta peggiorando nettamente tutto quello che è legato con il tema sicurezza. I cittadini sono esasperati. Quello che citavi come ultimo, diciamo, fatto su una delle spiagge del Ceponente cittadino, che è appunto frequentata solitamente da famiglie, bambini, bambine che giocano e che si divertono in maniera spensierata, e che è successo oltretutto con persone che poi ho letto hanno anche dichiarato che avrebbero voluto intervenire, ma hanno avuto un po' la paura di passare per quelli dalla parte del torto quasi. Ecco, io credo che questo ci deve un attimo fare ragionare, perché anche il discorso... Se lo prendi anche quella da 3.000? Scusa che non ho sentito?
No, niente, stavo parlando con una Ah, persona ok. che mi... Ok. No, stavo dicendo, oltretutto quello che stavi dicendo anche su Quinto, per esempio, è sintomatico di un fatto. Noi sono quasi 12 mesi che stiamo chiedendo costantemente, cioè presidi fissi della polizia locale in alcune zone della nostra città. Ve lo insomma, ricorderete anche, se ne è parlato soprattutto per esempio sulla zona d'Arsena, su cui come Lega stiamo facendo una battaglia importante che spero porti insomma, frutti. Ecco, abbiamo chiesto da 12 mesi il presidio fisso, che non è ancora mai stato messo, anzi l'assessore competente ci ha risposto che i presidi fissi non servono a nulla. Ebbene, a Quinto, quindi come dire, sia da un lato dove abita il sindaco, ma soprattutto direi dove ci sono stati appunto questi episodi dove sono stati malmenati dei minori stranieri, è stato messo subito. Allora io ho tante persone che mi hanno chiamato dicendomi ma come? Quando succede lo fanno subito, mentre quando chiediamo noi cittadini, perché abbiamo paura noi come cittadini, cioè per i nostri figli, perché poi chi ci chiama sono genitori che sono molto preoccupati del lasciar andare nelle strade, piazze i ragazzi alla sera, oltretutto ad orari neanche, perché qua si parla delle 21, delle 22, ecco. E sono dei genitori molto preoccupati e l'amministrazione sembra non ascoltare proprio questo grido di allarme forte, grido di allarme che noi abbiamo anche in comune cercato di indirizzare anche diciamo così verso chi è responsabile dei ragazzi, perché vedete a me non sta bene che alle 23 di notte dei minori stranieri siano soli, senza supervisione, quando per legge e per finanziamento, perché dobbiamo ricordare anche questo, le diciamo, cooperative che lì gestiscono sono pagati per gestirli, che vuol dire anche fare in modo che non siano liberi di poter girare, cioè nella nostra città a qualsiasi ora. Questo è un dato importante che va sottolineato. Quindi c'è, ecco, ripeto, proprio questa spiace perché poi il sindaco ogni volta che fa anche una riunione e quant'altro è sempre colpa del ministero, quando non è colpa del ministero sulla parte sicurezza, allora diventa colpa della Regione Liguria sulla parte più sanitaria, diciamo sociale, ecco. C'è un certo scaricabarile, ecco, è molto evidente da parte della giunta direi. Ma Paola, ti volevo chiedere questo. Allora, sembrerebbe quando la gente non ne può più, esasperata, si mette insieme, fa questi gruppi, questi raid punitivi contro questa gente che delinque, e non ne può più ovviamente di questa situazione di insicurezza, e poi insomma ci sono dei risultati, presidio a Quinto, i minori stranieri che sono stati allontanati a San Frutoso, quando invece fanno tutte le cose per bene, ci si rivolge alla politica dei bravi amministratori come te e il tuo collega all'Est di Lacqua, invece come in Darsena, proprio a fianco tra l'altro dell'acquario di Genova, non si trova una soluzione. Ecco, ti chiedo, Genova come Belfast, quindi? Ahimè, guardate, Genova sta sprofondando. Su questo io mi sento di dirlo, ma in maniera da un lato costruttiva, perché noi come partito abbiamo fatto delle proposte. Guardate, abbiamo chiesto il taser per la polizia locale, abbiamo chiesto che l'amministrazione chieda all'esercito in alcune zone della nostra città, proprio per aumentare le forze che possono stare a controllare quelle determinate zone. Abbiamo chiesto maggiori controlli
cioè sulle strutture dei minori stranieri, abbiamo chiesto che l'amministrazione si faccia parte attiva per dire sì ai CPR. Visto che il Ministero Piantedosi ha lanciato questa idea. Cos'è un CPR? Sono centri dove chi è straniero irregolare, nell'attesa che venga espatriato, sia chiuso dentro questi centri. Io credo che ce ne sia fortemente bisogno nella nostra città per fare in modo che vi siano luoghi dove queste persone stanno e quindi li leviamo dalle nostre strade, dalle nostre piazze, che è appunto quello che se no poi genera anche fenomeni che stanno a significare che l'amministrazione non sta facendo quello che dovrebbe fare e i nostri cittadini esasperati dicono allora lo faccio io. Benissimo, insomma, si fa per dire. Ecco, prossimo consiglio comunale martedì, giusto? Sì, martedì Paola? prossimo. Sì, martedì prossimo. Pronto? Sì, martedì prossimo, sì. Pronto? Abbiamo Paola Bordilli in linea o no? Io ti sento. Pronto? Fabrizio è in linea. Non sento più nessuno. È in linea. Allora direi Io ti sento. di passare al nostro prossimo ospite. Pronto? Paola ha problemi col Pronto? telefono, richiamo Fabrizio. Rimani in Ok. linea. Grazie. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Problemi tecnici. Paola, sei ancora in linea? Sono in linea. Ah, scusami tanto, colpa mia, colpa del mio telefonino. Volevo ringraziarti per questo collegamento, come sempre. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao Paola. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Grazie ancora al nostro capogruppo in comune a Genova, Paola Bordilli, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il mitico sindaco di Avegno, Franco Canevello. Buongiorno. Ciao Franco, a tutti. ci sei? Ciao, ci sono. Ciao, buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo parlato un po', innanzitutto, insomma, un caldo incredibile qua nel bellissimo Golfo Paradiso, tutti in spiaggia, tutti al mare, giusto? Certo. Un po' in anticipo è stato questo caldo, però insomma. Ce lo prendiamo un attimo con l'anticipo del Ferragosto, sembra un Ferragosto in questi momenti qua. Ecco, tu che hai esperienza un po' tanti anni come me, ecco. Ma ci imbianchiamo, abbiamo i capelli bianchi quasi. L'hai mai visto questo caldo a giugno? No, assolutamente no. Una cosa anomala, sicuramente anomala. E ovviamente anche la natura stessa ha dei ritmi, sono cambiati anche i ritmi della natura stessa, le stesse piante, alberi, i frutti, tutte queste cose qua. Sono in anticipo almeno di 20 giorni, 25 giorni. Benissimo. Senti, allora abbiamo aperto con Paola Bordilli dal Comune di Genova con il tema dell'insicurezza dilagante ormai negli ultimi mesi in città, ma poi abbiamo ricordato l'episodio dell'africano che aveva dato
a un gatto per mangiarselo, e poi adesso è stato arrestato per stalking ai danni di 2 commesse di un negozio di Sarzana, però ci sono anche problemi qua nell'immediata riviera del Levante genovese, ossia nel Golfo Paradiso. Insomma, bande di minori stranieri, di maranza, come vengono chiamati adesso, che imperversano sulle spiagge, che sono pubbliche, bellissime, tanto che da Bogliasco a Pieve Ligure, a Sori, a Recco, Camogli, tanto che proprio ieri il sindaco di Sori ha chiesto formalmente l'intervento dei carabinieri e addirittura il progetto di assumere dei vigilantes per la spiaggia. Ecco, siamo arrivati a questi punti anche sulle nostre meravigliose spiagge, e volevo chiederti un po' un commento su questo e com'è la situazione da voi nel Golfo Paradiso. Ma no, il Golfo Paradiso, diciamo così, che siamo di riflesso su Sori, quindi noi ad Avegno spiagge non ne abbiamo, ma diciamo che un po' riflesso di questi casi qua li abbiamo avuti e li abbiamo nei mesi scorsi. Ci sono stati parecchi furti, parecchie intrusioni all'interno di case, magari non abitate, ma comunque case che ovviamente non diroccate, purtroppo, nel senso che case buone e nuove, quindi hanno fatto scempio un po' di tutto. Ovviamente i cittadini sono rimasti un po' scossi da questa situazione qua, però so che poi i comandi dei carabinieri, noi stiamo su Uscio, su Recco, poi comunque si danno una mano. Cioè, diciamo che c'è questo ritorno in pista dei furti che comunque mi hanno preoccupato all'epoca, e ora al momento sono un attimo scemati, però so che insomma i carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro, ecco, insomma. Meno male che ci sono i carabinieri e le nostre forze dell'ordine che intervengono sempre tempestivamente, indagano bene, anche se purtroppo hanno le mani legate, perché questo bisogna ricordare. Ecco. Assolutamente. Sì, allora dicevamo... Poi c'è da dire anche questo fatto qua, che se parli di ronde sembra che una parolaccia, pensano qualcuno, specialmente i sinistroidi, che comunque la ronda sia un qualcosa di particolarmente gravoso per la libertà dei cittadini, ma comunque io non nascondo che insomma un po' di ronde l'abbiamo fatte, diciamo così, la verità. per aiutare le forze dell'ordine sempre nel caso, ecco, certo. Ecco, chiaramente ronde pacifiche, ma in piena collaborazione con... Però magari si conosce bene il territorio, ecco, perché noi siamo un territorio un po' così. Non ci vede anche nulla di male a andare per le strade e per le piazze in un gruppo di persone armati di telefonini e basta, ovviamente. Ma poi quando vedi qualcosa di anomalo, le nostre forze dell'ordine, ecco, insomma, anche intervengono diciamo così, le forze dell'ordine non possono essere disseminate a ogni 100 km quadrati, ecco, diciamo la verità. Quindi anche quello penso che possa aver dato una mano, ecco, insomma. Certo, senz'altro e sicuramente. No, volevo chiudere con te un attimino il nostro collegamento, abbiamo ancora un paio di minuti, perché è tradizione anche qui nella bellissima riviera del Levante genovese organizzare delle sagre estive. In questo caso ci sono queste feste all'aperto che sono bellissime. C'è la sagra del gambero, la sagra dei pansot, succo di noci, delle trofie col pesto, della focaccia, insomma dei nostri prodotti tipici genovesi. Sì. Ma sicuramente ora si dà il via nelle nostre frazioni, nel nostro comune, tanto il giorno di San Pietro è festa patronale, quindi gli uffici saranno chiusi e quindi sarà festa dal punto di vista gastronomico e anche a livello chiesa,
gastronomico sono 4 giorni di stand aperti alla sera con balli eccetera eccetera, quindi fino a lunedì. Poi ci sarà la Raviolata Testana, mi sembra il 10-11 luglio, poi ci sarà Salto che è il 2 di agosto, poi c'è Vicina che fa il San Lorenzo a ridosso di San Lorenzo, insomma, 10 di agosto. Poi ovviamente la festa delle feste, quella del 8 settembre a Recco, che poi in qualche modo siamo tutti legati anche noi a questa festa qua, quindi non facciamo festa tutti patronale come la patronale, però comunque la sentiamo anche noi, ecco, insomma, data la vicinanza. Poi c'è Uscio c'è la sagra della Madonna della Salute a settembre, poi c'è San Rocco a Terrile, poi c'è San Rocco a San Rocco di Recco, San Rocco di Camogli c'è la premiazione dei cani, insomma, delle attività ce ne sono parecchie in zona da qua in avanti fino a fine agosto, insomma. Allora, numerose attività sacre per gustare le prelibatezze della nostra bellissima Liguria, non soltanto ad Avegno, Recco, Camogli, Pieve Ligure, Bogliasco, Sorio, sia il nostro stupendo Golfo Paradiso, ma anche in tutta la nostra regione. Quindi i nostri radioascoltatori sono invitatissimi qui a venire nel nostro territorio. Assolutamente sì, appunto prego di chi ha tempo, chi ha voglia di venire a visitare, perché poi c'è sempre un incrocio di feste, lo stesso giorno magari ci sono altre feste, ma comunque, ripeto, sono quelle cose che poi si legano anche alla tradizione popolare, quindi con processioni, Santissimi Cristi, tutte queste cose qua, quindi è positiva. Positiva, ecco. Quello che lega la tradizione e anche i piatti, ecco, diciamo che poi i piatti sono della tradizione. Esattamente, benissimo, allora ti ringraziamo, anche a te. Grazie. Auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Ciao Franco. Grazie a voi, grazie a tutti, ciao, grazie mille, buona giornata. Grazie ancora al nostro mitico sindaco di Avegno, Franco Canevello, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio